Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Da ieri è scattato l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori, forze dell'ordine, militari, il personale sanitario che dovrà appunto fare anche la terza dose e il personale del mondo scolastico, e c'era molta attesa per quanto riguarda il mondo della scuola perché appunto l'introduzione dell'obbligo vaccinale aveva creato parecchi malumori e potrebbe mettere a rischio anche gli organici del mondo della scuola. Di tutto questo noi parleremo questa sera con Teresa Tassanviol, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che è tornata a trovarci. Buonasera Tassanviol. E allora cominciamo da qui, da quelli che sono stati i controlli anche effettuati proprio ieri 15 dicembre per quanto riguarda il personale del mondo della scuola. Che cosa è emerso da questo primo quadro generale? Dai primi controlli effettuati attraverso la nuova piattaforma rinforzata, diciamo così, messa a disposizione dal Ministero, emergono finalmente i dati reali, separando il personale della scuola vaccinato dal personale della scuola che ancora non si è sottoposto al vaccino e che a partire ovviamente dal 15 invece è obbligato. Quindi da ieri i dirigenti scolastici stanno consegnando, come previsto dalla norma, il famoso invito al personale non in regola, con appunto la raccomandazione ad esibire entro i 5 giorni successivi all'invito la documentazione che attesti eventualmente l'esenzione o il differimento o la prenotazione del vaccino, o per esempio riguarda anche la casistica di personale che magari si è ammalato di Covid di recente, potrà certificare questa situazione. Quindi diciamo la casistica è abbastanza ampia, ciascuno dei docenti o degli amministrativi o dei collaboratori interessati dal provvedimento dovrà rispondere specificando bene il proprio caso. La norma prevede che abbiano 5 giorni di tempo per rispondere documentando l'invito ricevuto, e poi nell'arco dei successivi dei 20 giorni comunque devono essere regolarizzati. Per quanto riguarda invece le difficoltà che il mondo della scuola incontrerà nel caso queste persone non fossero disponibili, immagino ci sia molta preoccupazione da parte di voi presidi. Sì, c'è una certa preoccupazione, però in questo momento io chiedo a tutti di far prevalere, diciamo così, un atteggiamento di fiducia, rinnovando anche in questi giorni cruciali una raccomandazione calda, diciamo, e personale a tutta quella quota di persone tra i non vaccinati che ancora si può convincere della bontà della scelta che viene suggerita. Noi lo chiediamo nel loro interesse, nell'interesse della loro salute, della salute dei loro cari e anche per il buon funzionamento della scuola. Abbiamo veramente bisogno che il servizio scolastico funzioni al meglio, in modo efficace, abbiamo bisogno di tenere gli alunni in classe. Ecco, abbiamo bisogno di avere disponibili persone che non si contagiano e non diffondono il contagio. Quindi in questi giorni la raccomandazione di cuore è ancora per convincere questa quota di persone di buon senso che ancora ci sono tra i non vaccinati, e io mi prendo anche la responsabilità di dire che questa scelta la devono fare anche per distinguersi invece da quella quota di Novax, chiamiamoli così, fortemente ideologizzati, che manifestano il loro dissenso anche con questi gesti davvero vergognosi come imbrattare i muri di una scuola. Ecco, anche per differenziarsi da persone che agiscono in modo sconsiderato, io chiedo al personale della scuola di buon senso, che non ha ancora ottemperato all'obbligo, di farlo nei tempi più brevi possibile. E abbiamo visto come sono emersi anche numeri molto elevati in alcuni istituti, il che non lascia sicuramente tranquilli. Sì, va fatta una premessa a cui io tengo particolarmente. La stragrande maggioranza del personale della scuola in tempi non sospetti, quindi fin dall'inizio, ha risposto positivamente all'appello e lo ha fatto facendo una buona scelta. Quindi non si parla mai di questa maggioranza silenziosa, ma è quella che ha fatto funzionare per bene la scuola finora. Però certo ci sono delle sacche di resistenza, sono distribuite in modo non omogeneo, perché ci sono istituti che anche proprio dalla verifica della piattaforma
danno insomma una percentuale insomma gestibile, diciamo così, fra il 5 e l'8% insomma di casi da regolarizzare, però ci sono anche istituti, non sono pochi nella nostra regione, distribuiti un po' in tutti i territori, magari concentrati poi in alcune zone, in cui la percentuale è davvero elevata, molto preoccupante, perché si arriva anche, mi riferivano appunto i colleghi, anche a numeri davvero consistenti, 40 persone, 35, 50 persone nella stessa scuola. E questo naturalmente, la preoccupazione dei dirigenti qual è? È quella che persista la loro decisione o di una quota consistente di questi irriducibili si faranno sospendere e la scuola sarà nelle condizioni di doverli sostituire. Non è un compito semplice per il noto problema, lo abbiamo denunciato da tanto tempo, le graduatorie specialmente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria sono largamente esaurite da tempo, anche per molte discipline della scuola secondaria non si trovano docenti supplenti. Ecco, lo lasciamo sullo sfondo perché lo citiamo soltanto come preoccupazione. Non vorrei che si ponesse il caso di dover ridurre il servizio scolastico causa impossibilità di reperire supplenti. Una riduzione del servizio scolastico di fatto che cosa comporterebbe? Meno ore? Per esempio meno ore, se in una scuola dell'infanzia non si riesce a coprire l'orario giornaliero con il personale disponibile, necessariamente dovrà essere ridotto l'orario di frequenza, ma insomma, ripeto, lo teniamo come preoccupazione sullo sfondo, immaginando, auspicando che non si debba assolutamente realizzare. E bisogna tenere conto anche che dei numeri che ci ha fornito poco fa, magari una fetta di queste persone hanno già provveduto a prenotare il vaccino. Sì, questo è un dato che voglio sottolineare con assoluto piacere e questo credo che sia anche il risultato di un'azione molto seria fatta dai dirigenti scolastici nei confronti di queste persone nel tentativo insomma, di porre una persuasione. Ecco, credo che ci abbiano lavorato parecchio. Mi stanno riferendo che insomma, molte delle persone che stanno ricevendo, hanno ricevuto l'invito, hanno già comunicato di aver prenotato il vaccino. Va anche detto ulteriormente che in questi numeri, diciamo, così consistenti, sono comprese anche quelle persone che comunque si sono già messe in congedo, in aspettativa e che comunque non stanno lavorando a scuola avendo risolto fin dall'inizio, diciamo, ecco, il loro problema in questo modo. Quindi quelle sono persone che in questo momento già sono state sostituite, diciamo, nel loro compito scolastico. Quindi, insomma, la preoccupazione c'è e serve per tenerci vigili, attenti e impegnati. Però, insomma, ripeto, l'atteggiamento di fiducia in questo momento deve assolutamente prevalere. Possiamo dire che un quadro completo lo avremmo di fatto solo dopo le vacanze di Natale? Certamente, molti approfitteranno, ecco, ci sono le persone ragionevoli, ci sono anche quelle naturalmente meno ragionevoli e oppositive, chiamiamole così, che sicuramente le stanno tentando tutte per dilazionare, spostare in avanti nel tempo la soluzione del problema, quindi sicuramente in questi giorni fioccano richieste di congedi, richieste di stare a casa per motivi vari, permessi, eccetera, nel tentativo. Ecco, non vorrei, uno dei problemi potrebbe essere quello di aver fissato un appuntamento vaccinale per gennaio, magari, oppure anche prima e poi non presentarsi. Ecco, vedremo insomma con il tempo come risolvere anche queste casistiche. Non parliamo poi delle diffide che arrivano da studi legali, più o meno, insomma, diffide fatte col copia e incolla che stanno arrivando a tutte le scuole del Regno, dove si minacciano, diciamo, si diffidano i dirigenti dall'applicare la norma. Ecco, una cosa che fa anche un po' ridere, se mi posso permettere, perché naturalmente al dirigente scolastico spetta semplicemente il compito di applicare la norma, non c'è discrezionalità nella sua azione, nella sua responsabilità.
E qual è il rapporto che si è creato anche tra i dirigenti scolastici, visti come una sorta di sorveglianti, e invece il personale che non si è vaccinato? Questo diciamo è un fatto che non certo per intenzione dei colleghi dirigenti, ma a causa dei compiti che sono stati loro affidati, può aver creato insomma, ecco, anche un peggioramento del clima dentro le scuole, introducendo degli elementi di conflittualità che ci saremmo risparmiati sicuramente volentieri. Auspichiamo che questo clima non lasci traccia, ecco, nel futuro, perché insomma la pandemia sarà destinata a finire prima o poi. La scuola ha bisogno davvero di riprendere clima sereno, fiducioso, positivo. Ce lo chiedono i nostri bambini e i nostri ragazzi nelle scuole. Grazie a Teresa Tassanviol, per il momento ci fermiamo qui, adesso una breve pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare di scuola, dade e focolai in classe. A tra poco. Seconda parte di Screenshot, parliamo di scuola, messa un po' alla prova del 9 dopo l'ingresso di ieri dell'obbligo di vaccinazione per quanto riguarda il personale scolastico. Lo facciamo con Teresa Tassanviol, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Friuli Venezia Giulia. Dobbiamo dire anche che naturalmente bisogna fare i conti con i focolai in classe che aumentano, dati dalla regione in questi giorni, oltre 100 focolai che riguardano appunto le nostre classi. Anche questo è un tema importante con il quale voi presidi dovete fare i conti. Abbiamo assistito negli ultimi tempi ad un'impennata molto consistente dei contagi che ha messo a dura prova il buon funzionamento dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, che fanno davvero fatica a effettuare quello che sarebbe, diciamo, la regola più importante per consentire la didattica in presenza, cioè il tracciamento, il testing con i tamponi, così come le circolari ministeriali, le note ministeriali imporrebbero in qualche modo, no? C'è stato anche, diciamo così, un po' di confusione fra le note ministeriali, però insomma è stato ribadito da parte del governo che anche in presenza di 2 casi positivi nella classe gli alunni avrebbero diritto a restare in presenza per le lezioni. Ecco, questa cosa, che causa ovviamente molta delusione poi nei genitori, nelle famiglie, quando non può essere realizzata ed applicata, ecco, difficilmente è consentita in questo periodo, in queste ultimissime settimane, proprio perché per consentire questo è necessario che la classe venga sottoposta immediatamente, tutti gli alunni della classe, al tampone, diciamo, in base al quale poi si discrimina e si vede qual è, insomma, la consistenza del contagio nella classe e si prendono le decisioni conseguenti. Purtroppo le aziende, i dipartimenti non sono più in grado di fare questo tracciamento rapido, per cui la decisione da prendere, che è raccomandata dall'azienda sanitaria naturalmente, ma che resta in capo ai dirigenti scolastici, è quello di mettere tutta la classe in didattica a distanza, che è una misura di precauzione ovviamente per evitare che il contagio si diffonda ancor di più. Naturalmente questo causa una serie di disagio alle famiglie, pensiamo soprattutto, insomma, a genitori che hanno bambini piccoli, perché assisterli a casa naturalmente richiede la presenza poi degli adulti e quindi le conseguenze per il loro lavoro, la loro professione, tutto quello che ne consegue. Come dirigenti scolastici siamo perfettamente consapevoli di questo disagio, di questa difficoltà. Del resto, in presenza della comunicazione ufficiale di un alunno contagiato, non possiamo far altro che in questo momento sospendere le lezioni in presenza, proprio per la garanzia di tutti. Basta anche un solo positivo in classe?
Sì, in questo momento se il Dipartimento interviene rapidamente, comunque all'inizio almeno un giorno che intercorre dal momento della comunicazione della positività fino al giorno in cui si possono fare i tamponi, sicuramente ci sono, però se poi i tamponi non ci sono, è la stessa azienda che dice al dirigente scolastico mettili in DAD per 14 giorni. Ho visto che a Trieste c'è stato un incontro favorito dal prefetto di Trieste, perché lì la situazione era davvero la più complicata fra i territori della regione, che hanno proposto questa somministrazione di test rapidi. Ecco, se questo potesse essere fatto in tutti i territori della regione sarebbe naturalmente un gran vantaggio. Per quanto riguarda invece i test salivari, come è andata? Sono stati utilizzati abbastanza? Devo dire che quelli favoriti proposti dalla regione, per esempio, che si dovevano aggiungere a quelli ministeriali, qui abbiamo nella nostra, per esempio a Pordenone, il caso dell'istituto Kennedy, hanno sempre funzionato fino alla settimana scorsa, diciamo, quindi molto puntualmente. Bisogna dire che per esempio in quella scuola anche i casi di quarantena sono stati limitati rispetto ad altri istituti, e questo indica la bontà della soluzione individuata. Però negli ultimi giorni hanno subito uno slittamento anche quei test lì, proprio per diciamo così l'inflazione il Dipartimento non ci sta più dietro, non è che naturalmente non faccio una colpa al personale sanitario, che sappiamo bene con quali ritmi e con quale impegno si dedichi a questa faccenda, è che proprio la difficoltà è oggettiva e tutti dobbiamo rendercene conto. Sicuramente la vaccinazione è un'arma importante, lo potevano fare i ragazzi dai 12 anni in su. Da oggi, da questa settimana sono state aperte le prenotazioni, da oggi sono iniziate anche le vaccinazioni per la fascia d'età 5-11 anni. Noi siamo andati a sentire che cosa ne pensano un po' i genitori e se sono favorevoli o contrari. Lo vediamo in questo servizio. Il via alle prenotazioni per i vaccini nella fascia 5-11 anni, insomma, qual è la sensazione? Ecco. Allora, credo che nonostante nessuno faccia il vaccino a cuor leggero, soprattutto per i minori, in questo momento sia l'unica arma per sconfiggere, diciamo, questa pandemia di cui non si vede la fine. Quindi io vaccinerò mio figlio, ecco. È sicuramente un modo anche per tutelare la loro presenza in classe, visto i tanti focolai che ci sono a scuola. Assolutamente, per fargli vivere la socialità in modo normale, sereno, per poterli portare a cuor leggero a visitare i nonni e tutte quelle persone più fragili che adesso, diciamo, si fa un po' fatica a vedere, ecco. Quindi penso che sia la soluzione, speriamo sia la soluzione. Io sono favorevole, penso che sia una cosa giusta e se si può fare ben venga. Sì, qualche controindicazione, qualche preoccupazione, perplessità riguardo, insomma, alla fascia di... ma insomma tutti i vaccini hanno qualcosa, no? Possono fare qualcosa, ma per questo non è che non si devono fare, insomma. No, io sono favorevole, conosco insomma mie amiche che hanno bambini, sono favorevoli a farlo, per cui ben venga. Io sono favorevole, penso che sia una bella soluzione, le mie sono troppo piccole. Però appena si potrà io le vaccino sicuramente, è una cosa molto positiva a mio parere. In casa ne avete discusso anche con i parenti, magari che hanno figli di questa età? Sì, certo, e siamo tutti favorevoli. C'è un po' di perplessità perché è ancora una cosa un po' sconosciuta, però molto favorevoli, sì. Vaccino ai bambini, che cosa ne pensa? Sono contraria e ritengo che sia una grandissima responsabilità scegliere per delle creature così piccole esposte a una cosa così grande, e penso anche però che abbiano un sistema immunitario molto forte e di fatto sono prevalentemente asintomatici o comunque con manifestazioni molto leggere. Poi è sempre molto difficile scegliere per i bambini, insomma. Si dice che è anche una protezione però per gli altri, per i nonni, per i familiari. Ma se è vero che sono stati tutti o prevalentemente quasi tutti vaccinati, quindi già protetti dalle forme più gravi e a tutela dalla terapia intensiva e quant'altro, ritengo quindi che non ci sia questo rischio così elevato, visto che una forma vaccinale per i più grandi è già stata presa, insomma. E lei che cosa ne pensa? Ha figli? Ma sì, guarda, ne ho uno piccolo e una di 9, sono favorevole, dai, visto anche la situazione che c'è in questo momento e le vittime che ci sono state in questi ultimi anni, speriamo di uscirne. Credo che l'unica soluzione
sia il vaccino, anche se ultimamente non è che sia andato molto bene, però non vediamo altre strade adesso, poi sarà il tempo a dire se è la cosa giusta o sbagliata. Poi ci sono tante persone che hanno opinioni diverse, speriamo che poi anche in base a tutte queste opinioni poi si arrivi comunque a una conclusione che sia la vita normale di prima, di tutti i giorni, quindi speriamo in bene. Andrà a prenotare? Ma adesso vediamo, adesso è appena uscito, quindi vediamo, però penso di sì. Si è confrontato anche col pediatra? Per ora non ancora, però in base anche insieme alla mia compagna faremo le nostre valutazioni, però credo che vaccineremo sicuramente, anche perché lui ne ha già fatti 3 in 6 mesi, quindi faremo anche quello del Covid se è necessario. Se sarà obbligatorio lo facciamo. Altrimenti? Altrimenti no. Meglio valutare bene? Sì. Le vaccinazioni a priori sono molto importanti perché le vaccinazioni hanno salvato il mondo, già lo vediamo dal passato, per cui anche questa la considero molto importante. È stato prodotto un vaccino molto velocemente, però gli studi adesso permettono anche di essere più veloci rispetto a tanti e tanti anni fa. I bambini penso abbiano fatto i sufficienti studi per poter partire. Lei ha dei nipoti insomma in fascia di età, Sì, 5-11? ho dei nipoti in fascia di età, sì, ho una nipote di 8 anni, quindi rientra proprio. Gli altri 2 hanno 6 anni, per cui penso che rientrino anche gli altri. E cosa si dice in famiglia? Ma in famiglia siamo tutti favorevoli, anche perché mio figlio più grande è biologo, per cui è favorevole alle vaccinazioni. E quindi si faranno le prenotazioni di vaccini? Sì, probabilmente faranno le prenotazioni, sì. Queste le parole dei genitori, sicuramente il vaccino nella fascia d'età 5-11 anni, quindi elementari, potrebbe cambiare qualcosa, dare anche una mano per quanto riguarda magari le quarantene differenziate tra vaccinati e non vaccinati, crede che possa essere insomma un'arma in più? Beh, lì è tutto da capire, insomma, credo che intanto il dato positivo sia questo di un'adesione già fin dalle prime ore, insomma, da parte dei genitori alla vaccinazione anche dei figli piccoli, tema questo insomma un po' più delicato del resto, verso il quale quindi bisogna prendere tutte le precauzioni. Ma certamente il senso è che più persone sono vaccinate di qualsiasi età e più si combatte efficacemente il diffondersi della malattia. Questo insomma è un dato che scientificamente non può essere contrastato. E che periodo si aspetta al rientro dalle vacanze post-natalizie, naturalmente anche vista la situazione attuale, vista anche poi il dover fare i conti effettivamente con quello che sarà il personale arruolabile o meno nelle nostre scuole? Ma intanto speriamo che il Natale porti ragionevolezza, porti un po' di serenità, anche un po' di riposo, un po' di relax per le persone che sono sotto stress in questo momento e che l'anno nuovo possa aprirsi, diciamo così, con i migliori auspici, nel senso delle decisioni di buon senso da parte di tutti, insomma, dai massimi vertici fino all'ultima delle persone che sono coinvolte nella comunità. Poi l'augurio più grosso che dobbiamo farci è quello insomma, di una recessione del Covid che finalmente insomma, possa battere le sue ultime, con le sue ultime risorse e finalmente questa battaglia sia vinta, insomma, usciamo da questo tunnel in cui ci siamo infilati ormai tanti mesi fa, ma insomma io la luce in fondo al tunnel la voglio vedere, insomma. Grazie allora a Teresa Tassanviol, Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Friuli Venezia Giulia, per essere stata ancora una volta qui con noi. Grazie a voi come sempre. Finisce qui questa puntata di Screenshot, grazie anche a Chiara Miscoria per l'assistenza tecnica, l'appuntamento è per domani sera, arrivederci.